Di Lorenzo infiamma i tifosi, qual è l'obiettivo stagionale del Napoli? Intervistato alla fine della partita tra Salernitana e Napoli, Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di DAZN. Una vittoria cercata e ottenuta. Il Napoli vince a Salerno e si porta a 21 punti in classifica alle spalle del Milan con 22. Un 2-0 all'Arecchi che dà fiducia al Napoli e mette la squadra in piena corsa alla vittoria finale. Intervistato alla fine del match, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole. Sulla partita di Salerno. Sapevamo che era una partita difficile. Abbiamo approcciato bene e giocato da squadra. Siamo contenti di questo risultato. Napoli in crisi? Noi non abbiamo mai avuto problemi. Certamente non stavamo rendendo al massimo, ma oggi abbiamo fatto un ottimo risultato. La Salernitana non sta attraversando un buon momento. Oggi era un derby ed era importante vincere. Scudetto. L'obiettivo è vincere come l'anno scorso. Vogliamo stare lì in alto e giocarcela fino alla fine. Stiamo crescendo sul profilo della gestione della partita. Prima della sosta vogliamo fare 3 vittorie e poi andare in nazionale e pensare a quella. Vogliamo fare bene e oggi abbiamo fatto il primo passo. Cosa pensi della partita del Napoli oggi? Lasciatelo nei commenti e discutiamo. A presto, forza Napoli sempre!